Quasi 500 nuovi casi positivi in Calabria, 271 in provincia di Cosenza. Preoccupante la situazione sullo Ionio Cosentino, 71 le positività nell'area di Corigliano Rossano, 2 nuove zone rosse in Calabria, Cirò e Oppido Mamertina. Ospedale da campo super affollato, parte il drive-in per le vaccinazioni, somministrate 2000 dosi, in fila il personale della scuola. Il direttore sanitario dell'ASP di Cosenza, Martino Rizzo, chiarisce su dosi di vaccino somministrate per nanismo e tiroidite Hashimoto. La denuncia della dottoressa Amalia Bruni: ignorate dal Ministero le persone con demenza, non considerate soggetti fragili. In città è esplosa l'epidemia, sono oltre 158 i casi riscontrati da molecolari antigenici. Il sindaco e i cittadini: non fate feste in casa. 6 senatori presentano un'interrogazione al Ministro dell'Interno sul caso Morra Marino, chiedono l'approfondimento dei fatti denunciati dal direttore del Dipartimento in un esposto. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque, esplosione di contagi in Calabria, quasi 500 nuovi casi positivi, tanti in provincia di Cosenza, sono 271 e preoccupa la situazione sul Ionio Cosentino. Intanto ci sono 2 nuove zone rosse in Calabria, a Cirò e Oppido Mamertina. Ma vediamo in estrema sintesi il bollettino e sentiamo le parole del sindaco di Corigliano Rossano, Stasi. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 612.428 soggetti, più 3.360 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 44.824, più 475 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 257, Catanzaro 90, Crotone 38, Vibo Valentia 33, Reggio Calabria 57, da altra regione stato estero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 331 nei reparti di malattie infettive e 34 nelle terapie intensive, 4 vittime nelle ultime 24 ore, 786 in totale dall'inizio della pandemia. Situazione esplosiva in provincia di Cosenza e in particolare sullo Ionio. Dei 257 casi riscontrati sui circa 900 tamponi effettuati, percentuale di positività elevatissima, 27%, ben 71 si riferiscono a soggetti residenti a Corigliano Rossano, 19 a Cariati. Anche l'area urbana di Cosenza segna un incremento di casi, 19 a Rende, 15 a Montaltofugo, 10 nel capoluogo. Quest'ondata della pandemia devo dire che nella nostra città purtroppo si è diffusa in maniera molto veloce e si è diffusa in maniera molto significativa. Io da circa 10 giorni, anche più di 10 giorni, quando la Calabria era ancora in zona gialla, avevo già attuato delle misure, il cosiddetto arancione rinforzato. Stiamo valutando anche di rafforzare eventualmente le misure se nelle prossime ore non ci saranno risultati positivi, ovvero la conferma di una tendenza all'abbassamento del numero dei contagi. Abbiamo delle criticità enormi, servono posti di ricovero e serve fare i percorsi negli ospedali. Mi sembra di vivere la stessa situazione di un anno fa, perché di fatto sono gli stessi problemi di cui parliamo da 365 anni. Ci sono peraltro degli interventi finanziati col DCA 91 che non sono stati realizzati e da questo punto di vista ora si sta cercando di correre ai ripari, però se li avessimo già fatti probabilmente non avremmo questi problemi anche delle file delle ambulanze che attendono posti di ricovero. Misure che il sindaco Stasi ha già intrapreso con una nuova ordinanza che dispone un mini lockdown da sabato con soltanto le chiusure di ogni attività nelle ore pomeridiane di sabato e durante la giornata di domenica, obbligo per tutti gli esercizi commerciali che rimangono aperti con l'acquisto di beni di prima necessità, il divieto di attività motoria anche individuale, attività di ristorazione durante le ore serali possono continuare soltanto a domicilio, poi divieto di ingresso e uscita nel territorio comunale se non per comprovate ragioni di necessità, quindi misure molto stringenti. Andiamo ad Acri, situazione molto simile. Vive una fase difficile anche Acri, situazione delicata che ha portato la cittadina in zona rossa. I contagi sono moltiplicati in brevissimo tempo. Il sindaco Capalbo chiede maggiore attenzione ai suoi cittadini. L'appello ai cittadini è quello di essere responsabili. La città di Acri, durante la prima fase del lockdown, ha dimostrato grande senso di responsabilità. Nelle fasi successive tutto questo non si è verificato e non è una questione soltanto di attività commerciali.
che in parte possono anche influire. Assembramenti, ma soprattutto festini, compleanni nelle case private, cioè si chiudono i ristoranti che fanno soltanto servizio da asporto e a domicilio, si chiudono i bar che fanno servizio da asporto e poi ci andiamo a riunire nelle case. Questo è l'appello del sindaco Capalbo, adesso la pagina ampia dedicata ai vaccini, oggi drive-in all'ospedale da campo di Cosenza, presidio militare vaccinale, finora circa 2000 vaccini somministrati e domani arriverà il generale Figliuolo accompagnato dal capo della protezione civile Fabrizio Curcio. Un lungo serpentone di auto occupa tutto il viale, destinazione l'ospedale da campo di Vaiolisi a Cosenza, riconvertito in centro vaccinale. Da stamattina si procede con la modalità drive-in, la sorpresa di insegnanti e accompagnatori. Siamo arrivate più o meno verso le 9:30, quindi è un'oretta abbondante, però voglio dire va bene così. L'importante è arrivare a farlo questo vaccino, per cui siamo contenti anche della fila. Ho accompagnato mia moglie perché doveva fare il vaccino, però tutto sommato noi prevedevamo questa attesa perché il numero di persone che da vaccinarsi è molto elevato, molto alto, quindi si aspetta un pochino con un po' di pazienza. Oggi è il turno di alcuni istituti comprensivi della provincia. Incontriamo uno dei presidi che ci racconta la situazione vissuta nella scuola che dirige. Casale del Manco è zona rossa, siamo adesso in DAD. La speranza è che questo, sia la chiusura, la DAD scuola, sia la vaccinazione del personale scolastico possa aiutare ad abbassare i contagi nel territorio e dopo Pasqua rientrare tutti a scuola, perché i bambini stanno soffrendo di questo. Quanti contagi ci sono stati nel suo istituto? Insomma, ce n'è stato qualcuno di troppo ultimamente. Sono state più classi dove si è diffuso il contagio, abbiamo messo in quarantena 4 classi, insomma c'è stato un momento difficile ma che stiamo superando per fortuna. Circa 400 le vaccinazioni previste oggi e tra i docenti c'è consapevolezza e un po' d'ansia prima dell'inoculazione delle fiale. Io un po' di fifa sì ce l'ho, ho paura, non per la puntura, per altri motivi. Un po' di agitazione, ma non paura, solo un po' così. No, niente, no, sono tranquillissima e ho fiducia in questo vaccino che andiamo a fare. Sollievo all'uscita. Tutto a posto, sono stati bravissimi. Dal centro vaccinale fanno sapere che la modalità drive-in è stata decisa per evitare assembramenti e consentire in caso di pioggia l'attesa senza disagi. Finora sono state vaccinate 2000 persone nella cittadella militare Bruzia, dove sono al lavoro 60 militari e dove domani arriveranno il generale Francesco Paolo Figliuolo e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. Tantissime le storie delle persone che ancora devono ricevere il vaccino, anche ultra ottantenni che dovrebbero far parte della prima fascia. C'è stato prima il tentativo di iscriversi, di prenotarsi tramite telefono, poi la piattaforma e ancora problemi. Sentiamo una storia. Ida è la voce di suo zio che a 88 anni aspetta di essere vaccinato. L'anziano abita a Cosenza. Mio zio aveva prenotato telefonicamente, come si doveva fare prima, e praticamente i primi di febbraio, quindi tutti i giorni ha tenuto ovviamente il cellulare costantemente acceso in attesa di avere la prenotazione, che non è mai arrivata. Ha richiamato comunque sempre presso lo stesso numero dicendo che comunque era una prenotazione ancora valida. Da poco abbiamo saputo che invece è cambiato il sistema di prenotazione, che ho fatto io personalmente, ho cercato di prenotarlo sul sito internet presso le poste italiane e praticamente non c'è già più posto. La prenotazione telefonica non vale più, la piattaforma è inaccessibile per un uomo di quella età. La nipote cerca di capire e risolvere il problema. L'ho saputo lunedì mattina e infatti lunedì mattina dal medico di famiglia mi sono attivata. Tra l'altro ci sono state pure cose contrastanti, notizie contrastanti, perché qualcuno aveva detto che era ancora valida, mio zio sapeva che appunto era ancora valida quella vecchia prenotazione telefonica, cioè non era ben chiaro se dovevamo effettivamente riprenotarci, quindi abbiamo perso ulteriore tempo. Io sono andata sul sito lunedì pomeriggio ed era già tutto praticamente esaurito.
Io penso che sia assurdo a quest'età, diciamo di ben quasi 90 anni, dover mettere mio zio in macchina e andare magari, che ne so, a Vibo Valentia, Rossano. Ci fosse posto, ma non c'è nemmeno più posto. Al momento però il signor Francesco, 88 anni, residente nella città dei Bruzzi, non ha avuto il vaccino e resta in attesa, sperando che quella piattaforma che lui proprio non sa usare possa dare delle risposte a un anziano che il vaccino lo vuole proprio fare. Questa è la storia, ma non è l'unica, dicevamo, ci sono tante vicende legate soprattutto alle categorie fragili, c'è un po' di confusione riguardo alle tabelle dei soggetti considerati estremamente vulnerabili. Abbiamo notato anche che su alcuni siti istituzionali si fa riferimento ancora a tabelle che in questi ultimi giorni hanno creato non poche polemiche. I centralini della nostra redazione squillano incessantemente. Le domande più frequenti riguardano la piattaforma di Poste Italiane per prenotare le vaccinazioni e soprattutto i codici per alcune patologie che non rientrerebbero, almeno per il momento, nelle cosiddette categorie considerate fragili. La tabella aggiornata dopo le polemiche delle scorse settimane è questa che vi mostriamo e che è in dotazione anche dei medici di medicina generale. Questo è il documento ufficiale. Può capitare però, come ad esempio su alcuni siti istituzionali come quello del comune di Lappano in provincia di Cosenza, di trovare le tabelle divulgate alcuni mesi fa e che possono generare smarrimento e confusione, anche perché se diamo un'occhiata all'interno del documento messo in evidenza sul sito troviamo categorie per cui al momento non è prevista alcuna vaccinazione anti-Covid e che possono trarre in inganno gli utenti. E poi parliamo ancora di patologie che erano inserite in alcune tabelle, dicevamo, e poi sono state escluse. Ne parla il dottor Martino Rizzo, che è il direttore sanitario dell'ASP di Cosenza, dice: mi assumo la responsabilità, e dice: nei centri vaccinali i medici vaccinatori sono attenti nel corso dell'anamnesi del paziente. Eccole le tabelle della discordia, il modellino di Cosenza non conforme a quello diramato dal Ministero della Sanità, che comprende tra gli estremamente vulnerabili a cui somministrare il vaccino anche patologie definite dai sanitari banali quali il nanismo, la tiroidite di Hashimoto, l'infiammazione cronica dei bronchi, e il direttore sanitario dell'ASP Martino Rizzo a chiarire ai nostri microfoni: nessuna corsia preferenziale. Io mi assumo la responsabilità, ma è un errore che non è vero ha determinato delle corsie preferenziali, perché in pratica per facilitare la prenotazione noi abbiamo utilizzato il nostro centro unico di prenotazione e per aiutare, diciamo, la gente a indicare la propria patologia abbiamo dato praticamente i codici di esenzione. In questi codici di esenzione c'era anche la famosa tiroidite di Hashimoto, che è una malattia autoimmune, che rientra fra le malattie autoimmuni, per cui qualcuno si sarà anche prenotato per questo, però il sistema, vi ricordo che è andato in tilt. Per chiarezza, il sistema ha funzionato un pomeriggio del venerdì fino alle 17 e il lunedì. Dopodiché è stato bloccato e l'attività è stata sospesa. Ma soprattutto nel momento in cui si va a fare il vaccino si sottoscrive l'anamnesi, e nel momento in cui si sottoscrive l'anamnesi il medico vaccinatore verifica che la patologia sia corrispondente a quella degli estremamente vulnerabili. Quindi secondo me nessuno ha avuto il vaccino. Tra l'altro le prenotazioni erano sui 2 centri che erano stati attivati, 40 su Rossano e intorno a 400 su Rende, per cui sono ancora in corso quelle vaccinazioni e i medici vaccinatori sanno quali sono le patologie che hanno diritto a priorità rispetto alle altre. E non sono considerate persone fragili persone con demenza, la denuncia della dottoressa Amalia Bruni. I soggetti affetti da demenza non compaiono nell'elenco delle persone fragili, meritevoli di ricevere una dose di vaccino con priorità, al di là della fascia di età. È la denuncia di Amalia Bruni, responsabile del Centro regionale di neurogenetica. La problematica è, diciamo, istituzionale. Il Ministero e comunque chi ha messo in piedi queste categorie di priorità rispetto alle persone fragili
avrà immaginato, probabilmente sbagliando, che le demenze arrivano sempre dopo gli 80 anni, mentre ovviamente non è così, oppure arrivino sempre in presenza di tutta una serie di altre malattie come l'ipertensione, il diabete, piuttosto che una serie di fragilità che consentono comunque l'accesso al vaccino. Ma seppure questo è vero, non risolve il problema della persona con demenza, perché esistono le persone con demenza che sono giovani, molto giovani, ma la demenza è il massimo dell'espressione delle fragilità. Dunque bisognerebbe che assolutamente il Ministero inserisse questa parolina magica all'interno delle categorie per dare l'accesso e la possibilità a tutta una serie di pazienti di persone con demenza di accedere al vaccino. È vero che c'è anche la tabella 2 che dice i pazienti che hanno la 104, quindi l'accompagnamento, possono andare, ma di fatto questo sta arrivando in maniera ancora molto parcellare, ma c'è soprattutto un altro problema, è che non tutte le persone con demenza hanno la 104. I tempi di erogazione di questa misura sociale sono molto lunghi, il paziente deve essere sempre molto grave e quindi c'è sempre una fetta di persone che resta fuori da questa vaccinazione e sono le persone invece potenzialmente proprio più fragili e quelle che avrebbero bisogno a maggior ragione di essere tutelate per riprendere una vita apparentemente normale che è fatta di incontri sociali, di possibilità di partecipare alle strutture riabilitative, di incontrarsi, anche di andare a fare le visite, perché ovviamente il calo di valutazioni generato dalla pandemia Covid è importantissimo perché i familiari sono ovviamente terrorizzati di far uscire i propri congiunti. Quindi questo problema, che è un problema che è stato generato dal Ministero, però può essere anche risolto a livello locale, c'è questa fatidica autonomia regionale, per cui io invito i nostri referenti istituzionali a mettere in opera esattamente una dritta e una via di accesso privilegiata alle persone con demenza che hanno tutti il diritto di vaccinarsi così come gli altri cittadini. Un problema da risolvere, uno invece che sembra essere stato risolto dalla Regione perché sono stati inseriti nel piano vaccinale gli accompagnatori e i conviventi dei soggetti estremamente vulnerabili. Ha dato notizia il commissario della Sanità Guido Longo, dunque una novità importante, ripeto, conviventi e accompagnatori delle persone fragili sono stati inseriti nel piano vaccinale e dunque adesso bisognerà capire quando saranno vaccinati, ma questo è molto importante a tutela delle persone che hanno grandi difficoltà. E poi c'è la speranza di avere in tempi brevi, si spera, ma la ricerca spesso attraversa percorsi molto tortuosi, sia per quanto riguarda i finanziamenti, ma anche per le difficoltà di arrivare a un risultato. Intanto ci sono già dei risultati promettenti per una ricerca su un farmaco che può bloccare la replicazione del virus, quindi l'uscita dalle nostre cellule e quindi le forme gravi soprattutto della Covid-19. Ed è una ricerca che parla anche calabrese. Sentiamo. La ricerca, oltre ai vaccini, ci sarà anche un farmaco che bloccherà la replicazione del coronavirus. È uno studio italiano condotto dal professor Giuseppe Novelli dell'Università di Tor Vergata che ha dato risultati promettenti. Una nuova strada da percorrere con investimenti e sperimentazione per arrivare ad una soluzione alternativa alla prevenzione. Noi abbiamo bisogno, come ho detto più volte, di più armi per combattere questo virus. I vaccini sono indispensabili ed è fondamentale utilizzarli presto, perché abbiamo visto che funzionano e in paesi come l'Inghilterra e Israele hanno praticamente quasi ridotto, azzerato enormemente il numero dei malati che finiscono in ospedale. Quindi l'esperienza ci dice che i vaccini è l'arma giusta, ma non basta. Non basta perché i vaccini servono per i sani e noi abbiamo purtroppo tanti ammalati e purtroppo anche gente che non ce la fa. E allora per questo ci vogliono farmaci e la ricerca deve scoprire molecole ed è quello che abbiamo fatto, individuando una molecola nuova
che blocca un meccanismo nuovo del virus, cioè tutti ci siamo concentrati su come entra nelle cellule. Noi abbiamo cercato di capire come esce e abbiamo scoperto che questo virus utilizza alcune nostre proteine che l'aiutano ad uscire. Allora abbiamo pensato, se lo blocchiamo gli diamo fastidio. Esattamente quello che abbiamo fatto. Abbiamo bloccato e in qualche modo intrappolato, in provetta parlo, il virus che rimane nelle cellule e poi viene eliminato. Quindi questa è una strada nuova, interessante, ancora prematura, perché, come ho sempre detto, una cosa sono le scoperte delle molecole, una cosa è che devono diventare farmaco e per questo ci vogliono le aziende e ci vuole la sperimentazione sui malati, perché io non so qual è la dose giusta, a quali malati dobbiamo darlo e abbiamo visto purtroppo che alcune volte i farmaci sperimentati non hanno funzionato poi su grandi numeri, quindi ed è quello che dobbiamo fare, però apre una strada nuova, un nuovo meccanismo per bloccare l'infezione. L'ultimo argomento che riguarda il Covid in questo telegiornale riguarda invece l'interrogazione da parte di 6 senatori al Ministro dell'Interno sul caso Morra Marino, quindi la polemica, la diatriba, e chiedono l'approfondimento ai senatori dei fatti denunciati dal direttore del Dipartimento in un esposto. Il blitz del senatore Morra negli uffici dell'ASP di Cosenza adesso finisce all'attenzione della Procura. Mario Marino, direttore del Dipartimento, infatti ha presentato un esposto nel quale ripercorre i fatti accaduti il 20 marzo nei locali di Serraspiga. Quel giorno, scrive Marino, il senatore Morra, accompagnato dal personale di scorta, ha fatto irruzione negli uffici per chiedere le ragioni per le quali 2 suoi parenti non erano stati ancora chiamati per essere sottoposti alla somministrazione del vaccino. Marino parla di toni arroganti e minacciosi da parte del senatore, il cui interesse non era sull'andamento del piano vaccinale nella provincia di Cosenza, ma era unicamente limitato ai suoi parenti. Marino riferisce anche di 2 telefonate fatte da Morra al viceministro Sileri e al commissario Longo per rimarcare il ruolo istituzionale da lui ricoperto. Marino sottolinea di aver spiegato anche al viceministro che da 4 giorni era attiva una piattaforma regionale per le prenotazioni online, ma le conversazioni sono state ripetutamente interrotte dalle urla di Morra, il quale ha preteso di consultare gli elenchi per verificare se fossero presenti nominativi dei suoi parenti. Accertatosi che non vi fosse alcuna prenotazione delle persone a lui interessate, se n'è andato sbraitando dagli uffici dell'ASP. Marino nell'esposto riferisce anche che una delle persone di scorta ha proceduto all'identificazione del personale dell'ufficio di prevenzione, fotografando con il cellulare i documenti del personale presente. Fin qui l'esposto di Marino, che dopo l'irruzione è stato anche colpito da un malore, ma la vicenda è ripercorsa anche in un'interrogazione al Ministro dell'Interno presentata dai senatori Vono, Magorno, Faraone, Marino, Cucca e Carbone, dove si evidenzia che quanto posto in essere dal senatore Morra, anche avvalendosi del suo ruolo di Presidente della Commissione Antimafia, che ha riferito di essere andato per effettuare un controllo, non appare giustificato da alcuna norma, in quanto nessun parlamentare è legittimato all'esecuzione di controlli e ispezioni personali in alcun luogo. Si chiede di sapere dunque se il Ministro intenda intervenire per chiarire i fatti accaduti all'ASP di Cosenza Serraspiga. Un comportamento, quello del senatore Morra, stigmatizzato anche in un documento da 39 sindaci del Cosentino che parlano di attacco irrispettoso. Vediamo invece adesso le immagini del furto con spaccata avvenuto nell'area urbana di Cosenza, danni in un'armeria. Operai al lavoro questa mattina a Rende, in località 4 Miglia, dove questa notte in un'armeria è avvenuto un furto con spaccata. I malviventi si sono lanciati contro la vetrina con un'auto usata da Ariete. Si sono introdotti all'interno dell'attività commerciale trafugando armi e munizioni. Una ventina circa tra fucili e pistole. Indagano i carabinieri di Rende, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste nella zona per cercare di stabilire come e chi ha agito, approfittando dell'oscurità per introdursi indisturbati nell'armeria. È la seconda volta nel giro di poco tempo che nell'area urbana avviene un furto del genere, dopo quello avvenuto in pieno centro a Cosenza. Le indagini sono in corso, gli inquirenti hanno ascoltato proprietari ed eventuali testimoni e cercheranno di chiudere il cerchio al più presto. Prossimo servizio dedicato ad un'operazione anti-'ndrangheta, vediamo.
Si chiama Joyce Seaside, l'operazione della Polizia di Stato di Reggio Calabria con la quale è stato disarticolato il cartello di 'ndrangheta De Maio Brandimarte di Gioia Tauro. Il clan aveva come basi operative il lungomare della città tirrenica e tutto il rione Marina. Sono 17 le persone arrestate dopo la richiesta della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria al GIP, che ha firmato i provvedimenti restrittivi. Il lungomare e il rione Marina, secondo le risultanze dell'inchiesta, erano i luoghi in cui si decidevano gli affari, si affrontavano le questioni interne alla cosca e si pianificavano i rapporti con altre consorterie. In particolare il chiosco di rivendita di bibite e alimenti della famiglia De Maio, ubicato nei pressi del pontile del lungomare, era il punto di riferimento di tutte le attività. I controlli video e vocali effettuati dagli uomini della Questura di Reggio Calabria e del Commissariato di Gioia Tauro hanno confermato l'organizzazione di veri e propri summit. Gli investigatori della polizia hanno notato che gli indagati si muovevano intorno e all'interno del chiosco con molta prudenza. Lì, come detto, si faceva di tutto, compresa la pianificazione del traffico di droga. Infatti, insieme alle armi, elevato il quantitativo di cui disponeva la cosca, gli stupefacenti erano il business prioritario. Cocaina, hashish e cannabis sativa, le sostanze trattate sul mercato. L'indagine ha svelato l'alta caratura criminale della consorteria, ufficialmente riconosciuta dai clan storici della Piana, gli Alvaro di Sinopoli, Pesce, Cacciola e Bellocco di Rosarno, insomma il gota in senso negativo della mafia targata Calabria. Emergenza abitativa e welfare, tavolo aperto tra Comune e Regione per la risoluzione, intanto protesta delle cooperative tipo B, poi terminata in serata. Protesta questa mattina a Cosenza dei lavoratori delle cooperative sociali di tipo B che lamentano ritardi nella corresponsione degli stipendi. A loro si sono uniti anche il comitato Prendo Casa, che nelle scorse settimane aveva occupato simbolicamente il comune per le difficoltà emerse nell'emergenza abitativa. Al tavolo tecnico che si è svolto nell'ente hanno partecipato l'assessore regionale Catalfamo, l'assessore comunale De Rosa, oltre ai rappresentanti del sindacato USB e del comitato Prendo Casa. Abbiamo ritenuto oggi di poter far toccare con mano che le istituzioni non sono assenti, che si occupano dei problemi dei cittadini, e quindi avviato un percorso che auspico che sia un percorso più che costruttivo per affrontare con un approccio di sistema tutte le problematiche che ci hanno esposto. Credo che alcune già oggi si siano abbastanza definite e tanto da condividere l'opportunità di tenere questo tavolo aperto, tra virgolette, riaggiornandoci a metà del mese di aprile per le verifiche che il Comune di Cosenza farà sugli approfondimenti odierni e per le questioni su cui la Regione si è resa disponibile. Sicuramente l'amministrazione comunale osserverà i punti che già in prefettura avevo tracciato e che porteranno sicuramente ad una risoluzione non nell'immediato, ma ad una collaborazione fattiva sia della Regione, dell'amministrazione comunale e anche del Comitato Prendo Casa. Una programmazione più seria per la definitiva soluzione dell'intero sistema welfare cosentino è quanto chiedono a gran voce. Di tavoli così ne abbiamo fatti tanti in questi anni, molte volte poi sono svaniti nel nulla. Speriamo, insomma, ci rivedremo fra 15 giorni che questo di discussione continui e che si arrivi a una soluzione nel breve tempo possibile. E adesso la nostra rubrica sulla borsa per l'economia. Chiusura incolore per le borse europee in prossimità dei massimi intraday, mentre gli indici americani viaggiano poco mossi dopo aver ridotto le precedenti perdite. Nel complesso gli operatori continuano a monitorare i segnali di ripresa dell'economia, ma anche l'andamento dei contagi e delle campagne vaccinali. Tra oggi e domani i leader dei paesi europei discutono sul tema dell'emergenza sanitaria e sull'accordo Bruxelles-Londra per le forniture di AstraZeneca. In mattinata è stato diffuso il bollettino economico della BCE, che ha sottolineato l'incertezza
sulle prospettive economiche a breve termine, anche se le vaccinazioni e il graduale allentamento delle restrizioni dovrebbero portare ad un recupero dell'attività economica nel 2021. Il segretario al Tesoro Yellen e il presidente della Fed Powell hanno ribadito la view positiva sulla ripresa economica, mettendo in guardia però sulla lunga strada ancora da percorrere. Inoltre Powell ha dichiarato che il miglioramento delle previsioni sulla crescita riflette già sia i nuovi stimoli fiscali sia i progressi nelle campagne di vaccinazioni. A Piazza Affari il FTSE MIB archivia gli scambi sostanzialmente invariato. Sulla parità anche il CAC 40 di Parigi e il DAX di Francoforte a più 0,1. Deboli il FTSE 100 di Londra e l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,6%. A Wall Street variazioni contenute per il Dow Jones a più 0,1 come l'S&P 500, il Nasdaq a meno 0,1%. Sul Forex l'euro-dollaro scende ulteriormente a 1,177, mentre il cambio tra biglietto verde e yen risale a 109,2. Ritracciano le quotazioni del greggio con il Brent a meno 3,9% a $61,9 e il WTI a meno 4,7% a $58,3 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund si amplia leggermente a 97 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,58%. Tornando a Piazza Affari, tra le big cap svetta Era a più 3,4 in scia ai risultati del 2020. Seguono Diasurin a più 1,6 e Prismian a più 1,6%, mentre Retra Buzzi a meno 4,4 dopo i conti. Negativa Nexi a meno 3,3%, realizzi sui petroliferi Tenaris a meno 2,6, Saipem a meno 1,4 ed Eni a meno 1,3%. Grazie e buon proseguimento di serata. E adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. La fase di tempo invernale vissuta nei scorsi giorni volge al termine. Da ovest avanza l'anticiclone che riporterà condizioni di tempo stabile e temperature più consone al periodo. Domani nuvolosità variabile con addensamenti più consistenti sui versanti tirrenici, reggini e vibonesi, ma con pochi isolati fenomeni. Temperature in graduale aumento. Domani mari generalmente poco mossi con venti deboli a regime di brezza. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, ancora una buona serata.